Buon Natale a tutti. Io invito tutti quelli che hanno portato la parola di Dio ad aprire la Bibbia nel libro di Isaia, nel Vecchio Testamento, al capitolo 61. Isaia 61, leggeremo i primi 3 versetti di questo capitolo. E dice così la parola di Dio. Lo Spirito del Signore Dio è su di me perché il Signore mi ha unto per recare una buona notizia agli umili, mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato, per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi, l'apertura dei carceri ai prigionieri, per proclamare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti quelli che sono afflitti, per dare agli afflitti di Sion un diadema invece di cenere, olio di gioia invece di dolore, il mantello di lode invece di uno spirito abbattuto, affinché siano chiamati querci di giustizia, la piantagione del Signore, per mostrare la sua gloria. È un testo che non parla propriamente del Natale, generalmente a Natale si leggono testi sulla natività di Gesù, ma è un testo che parla del perché Gesù è nato. Lui è venuto al mondo, figlio di Dio, proprio per compiere quello che c'è scritto in questi pochi versetti. E io invito tutta la Chiesa a pregare affinché il Signore possa parlarci questa sera attraverso la sua parola. Se tu hai desiderio di chiudere gli occhi insieme a me, preghiamo il Signore che possa parlarci. Signore Dio, vogliamo ringraziarti per questa rappresentazione, Signore, bellissima da parte dei nostri bambini e insieme, Signore, a tutto il coro che è stato fatto stasera. Bellissima, Signore, grazie per le loro vite. Ci ha già parlato tanto, Signore, ma adesso ti chiediamo ancora di parlare di più al nostro cuore, alla nostra anima. E grazie per questo tempo, Signore, nella tua presenza, prezioso. E che il Natale, Signore, questa sera possa assumere un significato diverso attraverso quello che tu ci dirai. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Dovete sapere che ieri dei fratelli ci hanno regalato un presepe, no? E allora ieri abbiamo montato il nostro presepe lì nel salotto e subito dopo, quando è stato finito, mi è venuta una tristezza tremenda. Ho detto, mamma mia, questo qua fra qualche giorno già entra nella scatola e fino all'anno prossimo se resterà lì. Non è che io sono quello che crede che le statuine si animano come la notte al museo, no? Non è per quel motivo, ma perché proprio a volte noi diamo al Natale un significato molto passeggero, no? Molto superficiale. Tutta settimana noi abbiamo cercato anche di riempire, no? con la nostra famiglia questo significato del Natale, stando insieme, addirittura cucinando insieme. Siamo diventati nostalgici mantovani questa settimana. Abbiamo cucinato qualche chilo di tortellini mantovani, no? Ma ho detto, anche questo sì, porta un attimo di gioia, ma termina. Io non so voi, ma io ho bisogno di un Natale un po' diverso. Io ho bisogno di un Natale che mi dia qualcosa veramente dentro. E la nascita di Gesù rappresenta questo qualcosa in più, rappresenta una base stabile su cui noi possiamo veramente contare nel nostro Natale. Gesù rappresenta un messaggio di Dio forte a tutti gli esseri umani.
solo per il fatto che Dio, come ha detto il pastore Caio prima, no? Si incarna, entra in un corpo finito, entra in un corpo umano, un essere infinito come Dio, un essere onnipresente, onnipotente, onnisciente, che decide di entrare in un corpo limitato per comunicare il suo amore agli uomini. Questo è già un messaggio grandissimo. Ma questo testo biblico non ci parla soltanto del fatto che Dio è entrato in un corpo umano, ma che Dio stesso nella figura di Gesù vuole fare molto di più nella nostra vita personale. E io rimango stupito dal fatto che questo messaggio porti in sé il segreto veramente di una vita piena, una vita libera di essere vissuta veramente secondo i principi di Dio. Isaia è il profeta messianico, ma non preoccupatevi perché i nostri bambini fanno parte, la confusione fa parte del nostro culto, no? È il nostro marchio di famiglia, quindi tranquilli che funziona tutto bene. Se c'è qualche genitore che ha bisogno, c'è anche l'asilo nido che sta funzionando, no? E quindi non preoccupatevi, potete portarli di là, potete farvi aiutare da delle sorelle che sono lì a disposizione. Dicevo che questo testo biblico è stato scritto da un profeta che è vissuto 750 anni prima della nascita di Gesù e parla del ministero di Gesù, no? Anche lui, come me, sicuramente anche come te, aveva bisogno di un giorno, ma soprattutto di un periodo della sua vita stabile, che gli desse una sicurezza interiore. Isaia era un profeta che ha vissuto in un periodo storico molto particolare. Per 60 anni lui ha predicato, per 60 anni i nemici di Israele, che erano il popolo assiro e successivamente babilonese, hanno cercato di invadere Israele e quindi loro hanno avuto un momento molto difficile di questo popolo. Attraverso questo periodo però loro invocavano il nome del Signore e quindi il Signore ha dato questa parola di conforto al popolo di Israele, di conforto a questo popolo che aveva proprio bisogno di stabilità. E qua si racchiude tutto il ministero che ancora Gesù oggi svolge, non solo nella sua Chiesa, ma ancora oggi nel mondo. E noi analizzeremo questo testo un punto per volta. E dice così il primo versetto: lo Spirito del Signore, di Dio, è su di me, perché il Signore mi ha unto per recare la buona notizia agli umili. Il Signore mi ha unto per recare la buona notizia agli umili. Io non so come vivi tu la tua vita, ma io sono sicuro di una cosa, che il mondo ci sta convincendo che noi siamo degli esseri autosufficienti. Ci sta convincendo che noi siamo capaci di gestire la nostra vita, capaci di gestire qualsiasi situazione ci venga incontro. Ma io non so te, ma io ho passato nella mia vita, ho già testimoniato diverse volte di questo, a un problema grossissimo di salute. E fratelli, io quando sono stato nel 2008 mi avevano detto che un dottore qualsiasi mi ha detto che avevo un cancro nell'intestino, no? E quindi tutta la mia vita, no? Ha cominciato a assumere un senso diverso. Ho detto: Signore, come gestisco questa cosa? Qual è il significato di quello che mi sta succedendo? Non è stata un'esperienza facile, fratelli, ma in quel momento io ho chiesto al Signore di darmi veramente una bandiera su cui io potevo sperare, su cui io potevo fare affidamento. E in quel momento io ho detto: Signore, la mia vita è tua, appartiene a te, la mia vita te la consegno nelle mani affinché tu possa lavorare e farmi capire che cosa mi stai insegnando in questo momento. Sapete perché vi dico questo, fratelli? Perché il significato della parola umile nel testo, e specialmente secondo la cultura ebraica, significa uomo a cui non appartiene nulla. Uomo a cui non appartiene nulla. Allora, tu che sei qua questa sera, che stai dicendo: Signore, guarda, io sto gestendo la mia vita, ma io so che tutto quello che io ho appartiene a te. Io so che tutto quello che sto vivendo in questo momento della mia vita appartiene a te. Che sia un momento di sofferenza, che sia un momento di gioia, che sia un momento di difficoltà, la mia vita appartiene a te. E allora c'è una buona notizia per te. Il Signore Gesù è venuto per darti il mondo intero. Sai perché?
Perché Gesù, quando ha predicato il sermone sul monte, ha detto: beati gli umili, perché a loro appartiene la terra. La cosa incredibile che io vi voglio comunicare questa sera e che sicuramente tutti i veri cristiani sperimentano è questa: chi ha il Signore sa di avere tutto. Chi ha il Signore sa di avere tutto. Beati gli umili, perché a loro appartiene il regno dei cieli, perché a loro appartiene le cose di questa terra. Quando tu hai il Signore Gesù nella tua vita, e Lui è venuto proprio per questo motivo qua sulla terra, per darti tutte le ricchezze del regno dei cieli. E sai, ci sono tanti esempi di uomini umili che hanno camminato per questa terra. Uno di quelli che mi colpisce di più si chiama Giobbe, no? Lui era un uomo ricchissimo, era un uomo che aveva un sacco di figli, era un uomo che aveva la sua vita completamente sotto controllo. E sai una cosa, un giorno è capitato che tutti i suoi figli sono morti, tutti i suoi averi sono scomparsi, e lui ha detto una frase che secondo me è il segreto della vita. Ha detto: nudo sono entrato nel mondo e nudo me ne uscirò. E questo ha fatto la sua felicità. Sai perché? Perché lui ha confidato che il Signore poteva dargli tutto quello che gli era mancato in un solo momento. Fratelli, io ti invito a leggere questo libro bellissimo, che è il libro di Giobbe, che parla della sua vita. Lui arriva alla fine di questo libro, dopo 40 capitoli più o meno di lamentele, perché lui era malato di una malattia gravissima, e lui dice: io so che il mio Signore prima o poi si leverà su di me e sarà a mio favore. Allora tu che sei qua stasera, che stai passando un momento difficile, Gesù è nato per darti la sicurezza che c'è qualcosa di migliore per te, che c'è qualcosa su cui puoi contare, che non è la tua salute, non è la tua famiglia, non è il tuo conto in banca, non è la tua casa, non è niente di tutto questo. Tu puoi contare sul Signore. Tu puoi contare sulle ricchezze del regno dei cieli, perché il Signore è qua in mezzo a noi e ci sta dicendo questo con tutto il suo cuore. Solo che noi a volte ci perdiamo, fratelli, vogliamo tenere sotto controllo la nostra vita, e il Signore dice: lascia che io controlli la tua vita, lascia che tu sia una persona umile, affinché io possa riempire la tua vita con tutte le mie ricchezze. Qua dice questo testo biblico, dice che Lui è venuto per dare una buona notizia agli umili. Tu che sei qua stasera, che vuoi avere un cuore umile, il Signore sicuramente ti riempirà di quella gioia stabile che non scomparirà mai. Ma dice non solo che è venuto per dare una buona notizia agli umili, dice che Gesù è stato inviato per fasciare il cuore per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato. Gesù è nato per essere un pastore di anime. Io non so come sta il tuo cuore, ma ti posso assicurare una cosa, che chiunque di noi, sta passando per questa terra, ovviamente porta delle ferite del cuore. La vita è questo, no? Porta delle ferite del cuore, perché camminando per questo mondo noi veramente siamo delle persone che vengono ferite ogni giorno dalle esperienze della vita. E c'è una traduzione bellissima della parola anima nell'originale greco. Sapete che la parola anima che in italiano si dice anima, ma nel greco si chiama psiche. Sapete che la parola psiche è usata per tradurre due termini in italiano: farfalla e anima. Farfalla e anima. Sai perché? Perché la nostra anima è veramente una bella farfalla, colorata, piena di vita, che è simbolo di libertà. Io mi ricordo quando sono andato in Brasile, no? Le nostre farfalline italiane sono grigine, no? Pochi colori. Quando sono arrivato là vicino nella foresta brasiliana, wow, che farfalle, gente! Delle farfalle colorate, bellissime. Ho detto: Signore, se questa è l'anima di una persona, io voglio essere come questa farfallina qua. Ma ti posso assicurare una cosa, che oggi come oggi le ali di tante farfalle, di tante anime, sono spente. Treviso ha un record terribile.
c'è il maggior numero di suicidi adolescenziali di tutta Italia. Lo sapevi? Le anime dei nostri ragazzi hanno dei colori spenti. Le anime dei nostri ragazzi stanno cadendo a terra. E noi cosa stiamo facendo? Noi abbiamo un Gesù che è venuto per dirci, che è venuto per fasciare il cuore a quelli che hanno il cuore spezzato. E sapete chi sono gli agenti di questa buona notizia? Siamo noi, la Chiesa di Dio. Oggi purtroppo il mondo sta entrando nella Chiesa e la Chiesa non sta più uscendo nel mondo per dare un messaggio di impatto. Ma il Signore è venuto qua sulla terra per fare questo, per fasciare il cuore a quelli che hanno il cuore spezzato. Tu che sei qua, vuoi essere un agente del Signore? Vuoi essere una persona che colora ali di farfalla, anime da riportare alla presenza di Dio? Questo è il significato del Natale. Gesù è venuto per questo, per ridarci una anima piena di colori, piena di gioia, piena di vita. E dice anche così: sono venuto per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi. Allora, tu credi che nella società di oggi non ci siano schiavi? Ce ne sono tanti. Sai, in Israele diventare schiavo era una cosa molto semplice. Bastava in quel tempo non avere più risorse per vivere. Persone che non avevano più niente da dare ai loro creditori si potevano, attraverso la legge di Mosè, autovendere a un proprio fratello e attraverso questa vendita loro diventavano degli schiavi. Finché arrivava un giorno, che era il 7° anno dopo che loro erano diventati schiavi, che si chiamava il giorno del Giubileo. In quel giorno, che era il giorno del Giubileo, non a caso veniva chiamato Giubileo, perché le persone giubilavano per la libertà che era stata loro data, venivano liberati senza pagare nessun altro debito. Allora c'è una buona notizia per tutti quelli che sono schiavi di questa vita, per tutti quelli che sono schiavi di un modo di pensare di questo mondo, per tutti quelli che sono schiavi di tutti i vizi di questo mondo. Il nostro Giubileo è arrivato e si chiama Gesù Cristo. Io sono venuto per liberare gli schiavi, dice Gesù. C'è un testo bellissimo nel Nuovo Testamento, nella prima lettera di Giovanni, che dice così: se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Non solo perdonare i peccati, ma da purificarci da ogni iniquità, cioè di sciogliere qualsiasi catena io abbia nella mia anima, di sciogliere qualsiasi rancore io abbia dentro di me, persone schiave di tante cose che la vita ha messo sulle nostre spalle. Gesù è venuto per liberare tutti gli esseri umani da questa schiavitù. L'apertura del carcere ai prigionieri, anche questo il Signore Gesù è venuto a fare. Non so se tu sei schiavo di qualcosa oppure se sei prigioniero di qualcosa. Gesù ha la chiave della vita. Gesù ha la chiave per darti una vera vita, per darti una vita piena di significato, per darti un obiettivo che fino ad oggi forse tu non hai mai avuto e anche io tante volte non ho mai avuto. Sai, Gesù è una persona semplice, ma la cosa che lui ha fatto è la cosa incredibile: appena lui è nato, appena Gesù è nato, tante persone sono andate a lui e lui non ha fatto neanche un appello. C'è un'abitudine, no? Anch'io a volte uso questa cosa. Quando noi facciamo le nostre prediche, no? E predichiamo la parola di Dio, ci prepariamo per bene a casa, abbiamo il nostro schema, a volte non lo seguiamo neanche. Alla fine della predica cosa facciamo? Un appello, no? Per vedere se le persone hanno veramente capito e vogliono rispondere a quello che noi stiamo dicendo. La cosa incredibile è che Gesù, appena è nato, la sua vita è stato un appello vivente.
non parlava nemmeno e tante persone sono già andate a lui e si sono convertite e sono state liberate da tutto quello che avevano dentro. Gesù dice: io sono venuto per liberare prigionieri. Liberare prigionieri. Fra poco, io non so te, io mi sono girato un attimo e sono passati 52 anni. Domani ne compio esattamente questi, 52. Proprio, ma mi sono girato un attimo, no? È passato mezzo secolo, dirlo così è una roba un po'... Ma ti posso assicurare che passa alla svelta. E fra poco, io non voglio dirlo così perché, sai, a volte noi pensiamo che a Natale dobbiamo dire le cose buone, le cose belle, no? Essere tutti felici, ma fra un po' il mio corpo, ok? Perché invecchia alla svelta. Chi passa i 40 specialmente, c'è una bella schiera qua, no? Oltre 40, sa cosa sto dicendo. E tu ti giri e dici: caspita, ma è stata una fatica arrivare fino a qua, ma fra poco... E ci sono persone che pensano che questa vita duri per sempre, no? Noi facciamo ogni giorno, facciamo le stesse cose, no? Noi ci alziamo, facciamo colazione, andiamo al lavoro, torniamo, mangiamo, andiamo a letto, alla domenica veniamo al culto e poi la settimana ricomincia, uguale a se stessa, no? Tutti i giorni le stesse cose. E poi tu ti trovi a un certo punto che dici: wow, sono passati 52 anni. Ma fra poco noi saremo nell'eternità. E noi vogliamo che questa cosa, e sfido chiunque a dire il contrario, e noi vogliamo che questa cosa monotona continui, che è la nostra vita. Noi siamo attaccati alle cose di questa terra e noi cerchiamo di fare di tutto per vivere questa vita al meglio e ci aggrappiamo alle nostre cose materiali, alla nostra famiglia, alle nostre sicurezze, ma a un certo punto il Signore ci dice: ehi, è ora di chiudere la tenda e di partire e di tornare a casa. E sai cosa fa il Signore? Ci dice: guarda, se tu vivi questa vita così, sei uno schiavo, sei un prigioniero, e Gesù è venuto qua, sapete per fare che cosa? Per liberarci da questo materialismo, per liberarci dalle sicurezze di questa terra, per liberare la nostra anima, perché noi fratelli non siamo destinati a vivere qua. Noi siamo destinati a avere un'anima che vive per l'eternità. Noi siamo aggrappati a questo corpo, ma la nostra anima è qualcosa di eterno. Il Signore dice: vuoi liberarti dalla paura? Perché sai che c'è una cosa, no? Che tutti noi abbiamo paura, tutti, che si chiama morte. E la morte, sai che significato ha sia nell'ebraico che nel greco? Separazione. La morte vuol dire separazione. Noi abbiamo paura di separarci dalla nostra famiglia, separarci dai nostri beni, separarci dalla nostra chiesa, separarci dai nostri soldi, separarci da tutto quello che ci piace. Ma c'è un testo biblico che mi conforta grandemente e che dice così, Romani 8:35: chi mi separerà dall'amore di Cristo? Chi ha Cristo non si sente separato da niente. Perché Cristo è venuto qua e è nato qua per liberarci da questa paura terribile di morire. Perché io e te ce l'abbiamo la paura di morire, ma quando io conosco Cristo, io non ho più paura di morire. Sai perché? Perché so che nel momento, e questo c'è scritto nella parola di Dio, nel momento in cui io morirò, c'è scritto addirittura che gli angeli verranno a prendere la mia anima e la accompagneranno in paradiso. Lo conoscevi questo testo? Niente mi separerà dall'amore di Cristo. Ogni attimo della mia vita è accompagnata dall'amore di Cristo, perché il nome di Gesù è Emanuele, che vuol dire Dio con noi, Dio con me, Dio con te. Dio non si separa da te, Lui è sempre con la tua vita. Quando tu sei triste è lì, quando tu sei allegro Lui è lì, quando tu sei al lavoro Lui è lì, quando tu sei a scuola Lui è lì, quando tu stai morendo Lui è lì, e quando tu sei ammalato Lui è lì. Lui è sempre lì, perciò io non mi sento separato da nessuno. Tu che sei qua stasera,
che in qualche modo hai questo timore che tutto finisca, sai qual è la soluzione? Che tu faccia un passo verso Gesù e che tu gli dica: Signore, io non voglio separarmi da te, perché Lui è venuto proprio per questo scopo. E infine, Gesù è venuto per mettere, dice così il versetto 3, per dare agli afflitti di Sion un diadema invece di cenere, olio di gioia invece di dolore, un mantello di lode invece di uno spirito abbattuto, affinché siamo chiamati querce di giustizia, la piantagione del Signore, per mostrare la sua gloria. Allora, questo è un versetto, io capisco una cosa da questo versetto, che Gesù è un esclusivista. Gesù in questo versetto biblico, i primi due includono tutti, ma questo versetto biblico specifico include solo una cerchia ristretta di persone. Perché? Dice così, guarda, agli afflitti di Sion. Non dice a tutti gli afflitti, agli afflitti di Sion. Sai chi sono gli afflitti di Sion? Sono quelli che appartengono alla Gerusalemme di Dio, sono i credenti e in particolar modo coloro che amministrano le cose di Dio, coloro che hanno un ministero, che stanno svolgendo un ministero per conto del Signore, quelli che sono nella Gerusalemme di Dio. Allora, posso dirti una cosa, tu che stai, chi è che sta svolgendo un ministero nella Chiesa qua? Alzi la mano per favore. Così pochi. Alzate bene le mani. Ok. Ministero è sempre allegria, vero? 365 giorni all'anno. Giusto? Ministero è afflizione, difficoltà, lacrime e dolore. Non solo quello, ma questa è una buona parte. Un 70% è questo. E Dio ha una promessa per me e per te in questo versetto biblico, esclusivo per chi sta amministrando le cose di Dio. Dice che Lui è venuto per fare che cosa? Nel momento della sofferenza, nel momento delle lacrime, nel momento della difficoltà. Per darci che cosa? Guarda, un diadema, autorità delegata, olio di gioia nella sofferenza. Il mantello della lode, sapete che il mantello nell'antichità significava potere. Il Dio ci dà un potere spirituale affinché siamo chiamati querce di giustizia, la piantagione del Signore per mostrare la sua gloria. Io e te che stiamo soffrendo per la causa di Gesù. Gesù è venuto proprio per fare che cosa? Per rialzarci, per darci autorità, per darci una gioia nel ministero, per darci consolazione nel ministero e per darci qualcosa che nessuno ci può togliere, per manifestare la sua gloria nella nostra vita. E sai una cosa, nel mondo spirituale c'è un'immagine bellissima. Attraverso questo testo biblico io mi immagino, facciamo un po' di fantateologia adesso. Noi passiamo per un bel giardino, no? Il Signore passa, guarda queste, veniamo chiamati delle querce, no? Non so se, non è un albero qualsiasi la quercia, è un albero forte, è un albero che quando tu guardi dici wow. Il Signore passa con i Suoi angeli a fianco, no? Mano in tasca, vedi questa piantagione? Sono i miei figli, roba mia, io sono orgoglioso di loro. Tu e la tua vita siete stati creati per manifestare la gloria di Dio. Questo è riservato a te che stai facendo qualcosa già nella Gerusalemme del Signore. Gesù è venuto per fare questo. Per fare che cosa? Per liberare dal carcere gli afflitti. Gesù è venuto per liberare gli schiavi di questa vita. Gesù è venuto per consolare i cuori feriti. Gesù è venuto per fare tutto questo, è nato per fare tutto questo. Questo è il nostro Natale. La parola di Dio ci dice così:
Perché, anzi, prima di dire questo versetto, di citare questo versetto, vi dico questo. C'è una grande differenza tra vivere il Natale e avere il Natale. Sono due cose totalmente diverse. E sai, il nostro Natale si chiama Gesù di Nazareth. E la parola di Dio dice così in Prima Giovanni: chi ha il Figlio di Dio ha la vita, chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Tu puoi vivere una vita biologica, psicologica, ma la vita spirituale ce l'hai soltanto nel momento in cui Gesù ti appartiene e fa parte di te. Pastore, come faccio ad avere Gesù? Semplice. La parola di Dio ci dice: io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce, apra la porta e io entrerò e cenerò con lui. Noi tortellini, mantovani. Qualcosa di molto più sublime, che è una vera vita spirituale nel cuore, qualcosa che ti riempie e che non ti lascia più, perché Gesù non ti abbandona. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Gesù è venuto per formare questa unione tra uomo e Dio, farne una cosa unica. E 2000 anni fa sulla croce Gesù è morto e questa cosa è successa e nessuno la può cambiare. E tu, come stai col Signore? Tu hai bisogno di questo Dio? Io ho avuto bisogno 22 anni fa e da allora io non ho più lasciato il Signore, anzi, al contrario, Lui non ha lasciato me. E questa è la cosa più bella che una persona possa sperimentare. Gesù è qua in mezzo a noi, in spirito. Lui parla ancora oggi, perché io credo in un Dio eterno, è lo stesso ieri, oggi e sarà sempre lo stesso. Questo versetto è stato scritto, questi versetti sono stati scritti 2750 anni fa, ma hanno una vita dentro di loro che ancora oggi si manifesta. Gesù è per te, Gesù è per me. Questo è il nostro Natale. Io vorrei pregare insieme a te adesso, affinché tu possa davvero, se ancora non hai sperimentato, Giobbe ha detto una cosa una volta, verso la fine della sua esperienza di vita, lui ha detto così: Signore, io avevo prima sentito parlare di te, ma adesso ti conosco. Una cosa è sentire parlare di Gesù. Tutti sanno chi è Gesù. Scommetto che chiunque qua dentro sa chi è Gesù. Ma conoscerlo di persona è tutta un'altra storia. E se tu hai desiderio di conoscere personalmente questo Gesù, che è venuto al mondo per manifestare la gloria di Dio, per manifestare l'amore di Dio e per liberarci da tutti questi stili di vita che non funzionano, allora tu sei nel posto giusto, perché Gesù vuole manifestarsi a te. Io voglio pregare per la tua vita. Io chiedo a tutta la Chiesa che possa stare in silenzio, in preghiera, parlando con Dio e cercando la sua faccia in questo momento. Signore, la nostra vita è una vita fragile, una vita che senza di te non ha senso. L'essere umano è fallibile, limitato, peccatore, assolutamente insufficiente a se stesso. Appena noi ci ammaliamo di qualcosa anche di piccolo, ci rendiamo conto di cosa noi siamo. Noi abbiamo bisogno non solo di un dottore terreno, abbiamo bisogno di un dottore celeste
il nostro Dio. Signore, amministra in mezzo a noi, Signore, le nostre anime. Io ti chiedo questa sera che tu possa camminare, Signore, in mezzo alla tua Chiesa, toccare il cuore, Signore, di chi ancora non ti conosce, che ha solo sentito parlare di te. È così semplice, Signore, farti entrare nelle nostre vite e dire: Signore, voglio conoscerti, voglio che tu cambi quello che io sono dentro, la mia paura, Signore, togli la mia paura di morire, di non vivere una vita adeguata. Io so che questa preghiera è la preghiera di tanti di noi. La risposta è solo una, è solo un nome. La risposta si chiama Gesù di Nazaret, vivo in mezzo a noi. Tu vuoi che Gesù venga dentro di te. Tu vuoi avere un'esperienza personale con Lui che ti cambierà in un modo radicale, che ti dia questa pienezza, questa soddisfazione interiore. Hai sentito che il Signore ti parlava attraverso la sua parola stasera? Io voglio pregare per te. Tu vuoi questa esperienza personale col Signore? Alza la tua mano e riabbassala subito dopo. Se tu vuoi, il Signore è qua. Tu vuoi questa esperienza col Signore? Dio ti benedica là dietro, Dio ti benedica qua, Dio ti benedica là dietro. Il Signore è qua in mezzo a noi. Non dobbiamo avere paura. Lascia che la tua vita sia nelle sue mani, perché sono le mani di un buon pastore, non come esseri umani. Tu non stai dando la tua vita a un essere umano, stai dando la tua vita al Signore, e Lui ti porterà una gioia e una felicità e una pienezza che mai hai conosciuto. Tu vuoi che il Signore faccia parte della tua vita? Non lasciare perdere questa occasione. Io so che la mano pesa in questo momento. C'è qualcosa che sembra che la tiri giù, che ti impedisca di farlo, ma Gesù è qua e ti può dare la forza di farlo. Tu vuoi che il Signore faccia parte della tua vita? Alza la tua mano in questo momento. Dio ti benedica là dietro. Amen. Amen. Vogliamo alzarci tutti in piedi? E ringraziare il Signore per questo momento di meditazione. Io non chiederò alle persone che hanno alzato la mano di venire qua davanti, ma voglio dirti una cosa. Anche se tu non hai alzato la mano e hai sentito questo desiderio nel cuore, invita il Signore questa sera nella tua casa. Chiedigli di parlarti, chiedigli di stare con te, di darti questa sicurezza che Lui ti ama. Gesù non desiste da me, Gesù non desiste da te. Lui sa chi noi siamo, sa che siamo instabili, ma Lui ci ama in un modo incredibile, perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, ciò che Lui aveva di migliore, affinché nessuno di noi muoia, ma abbia la vita eterna. Questo è il messaggio della nascita di Gesù, e questo messaggio è per te. Ringraziamo Dio per questo messaggio forte che non cambia mai nel corso dei secoli. Signore, grazie per questo culto semplice, Signore, ma sono sicuro che la tua parola non torna a vuoto. Benedici, Signore, le scelte che sono state fatte questa sera, scelte di vita eterna, scelte di conoscerti personalmente, scelte di una vita piena, Signore. Io sono sicuro che
tu sigilli questo momento nel mondo spirituale con il tuo Spirito Santo e che ogni cosa, Signore, è chiara ai tuoi occhi. Grazie, Signore, perché tu ci hai visitato anche questa sera, nel nome di Cristo Gesù. Amen.